mountain, Shenandoah River. Life is older, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home. Country roads, all my memories get around her. Miner's lady, stranger to blue water, dark and dusty, painting on the sky. Misty taste of moonshine, teardrop in my eyes. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home. Country roads, I hear a voice in the morning now. She calls me. Radio reminds me of my home far away. Drumming on the road, I get a feeling that I should have been home yesterday. Yesterday, country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home. Country roads, take me home. Country roads, take me home. Country roads. E rieccoci in diretta. Ciao Elena, benvenuta e ben arrivata, bentornata Esatto. al Bosco Ciao. dei Sogni. Intanto il 297 Stefano, che saluto. Elena, mi hai quasi letto nel pensiero, Country Road, la stavo pensando qualche minuto fa. Wow, fantastico. E il 264, ciao Max, che bella voce la tua ospite, buona trasmissione, ciao Diego. Grazie mille. Confermo, Elena è giovanissima, 17 anni e suona lei la chitarra e appunto avete sentito, canta. Sei anche, diciamo tra virgolette, reduce da una vittoria schiacciante Sì. un giorno fa, 2 giorni fa, col tuo Sì, gruppo. Domenica, sì. Racconta un po', che è successo? Abbiamo suonato io e il mio gruppo, cioè io ho cantato e niente, insomma, abbiamo partecipato a una delle serate del Vicenza Rock Contest e abbiamo vinto la serata della giuria popolare. È stato molto bello, soprattutto perché c'erano band con molta più esperienza di noi e sì, insomma, vedere anche che comunque ci hanno fatto molti complimenti e è una soddisfazione, ecco, sicuramente. Mi aggiungo veramente, sai, ai complimenti a quelli che stanno continuando ad arrivare dei nostri gentilissimi ascoltatori, perché è tutto meritato e la cosa che risalta di più della nostra Elena è la passione e determinazione con cui porta avanti il suo sogno, quindi sono sempre felicissimo di poterla ospitare, perché al di là che io quando canta lei io chiudo gli occhi e l'ascolto, è quello che il Bosco dei Sogni un po' prevede, questa sintonia, dare un po' uno spunto a chi ascolta, volendo ce la si può fare, credere in se stessi, vada come vada, ma nel portare avanti i propri sogni. Una domanda, come mai ci hai portato un John Denver dannata, vorrei dire, una ragazza di 17 anni che conosce John Denver?
beh, a parte che comunque questa è una canzone molto famosa. È bellissima, poi cioè, si sente proprio questo attaccamento che lui ha alle sue origini, insomma, e è bellissima, a prescindere proprio. John Denver fa parte anche un po' del mio bagaglio culturale, come ti ho detto, e consiglio il live di John Denver, An Evening with John Denver, Certo. che è uno dei migliori che ha fatto secondo me, e i brani che fa lì sono addirittura meglio di come sono stati registrati in studio, perché c'è tutto il suo cuore, tutta la sua passione, la sua bravura, il suo talento. Mhm. E Elena, hai altri concorsi in programma con il tuo gruppo? Sì, allora sabato 26, sabato prossimo, suoneremo al Padova Rock Contest che stiamo affrontando contemporaneamente appunto al Vicenza Rock Contest. E sabato suoneremo al Milan Stardust di Albignasego e dalle 19:45. Allora, abbiamo aperto con John Denver. Oggi hai portato una scaletta ricchissima. Prima di passare al nuovo brano che ci stai per fare, com'è nata la tua passione per il canto, per la musica, per questa bellissima chitarra che hai? Allora, io dovevo scegliere uno strumento da suonare alle scuole medie e un po' incoraggiata da mio papà perché lui già suonava la chitarra e ho detto, ma sì, ok, proviamo. Cioè, vale la pena provare, insomma, non ho niente da perdere. E ero un po' indecisa tra la tastiera e la chitarra e alla fine ho scelto appunto chitarra. E ho iniziato con la prima canzone che è stata Wish You Were Here e ho provato anche a cantare, cosa che mi è sempre piaciuta da piccola, tanto che ho delle foto, per esempio, sopra il letto dei miei genitori che fungeva da palcoscenico, ovviamente, e con un pennarello in mano che doveva imitare un microfono. E quindi sì, insomma, ho sempre avuto questa passione, ma molto disinteressata, nel senso che non avrei mai creduto di poter fare una cosa più o meno seria. La vedevo una cosa come o sfondi o zero, cioè non sei nessuno. E invece poi con il tempo ho scoperto che mi piaceva un sacco e ci sono stati dei periodi in cui ho pensato di smettere, però effettivamente mai seriamente, cioè solo il pensiero mi veniva da piangere, cioè il pensiero veramente serio e non così campato all'aria. E niente, oggi sono qua. Poi daremo i riferimenti tuoi del tuo gruppo per chi ti vuole venire a vedere, vuole Certo, anche votarvi. Visto che abbiamo già aperto un po' le danze, cosa dici se proseguiamo con un altro brano? Certo. Ok. Oh, piracy as they rob by, so tied to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help us to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. Number yourselves, can free our mind. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets? Why do we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help us to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs,
redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. Number two cells can free one mind. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets? Why do we stand aside and look? Ooh, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help us sing these songs of freedom? Is all I ever have. Redemption songs, all I ever have. Redemption songs, is all I ever have. Redemption songs, redemption songs. These songs of freedom, songs of freedom. Redemption song. Bob Marley, ci hai portato Bob Marley. Meraviglia, nel senso, credo che non si riesca a spiegare a parole onestamente questa canzone. La devi sentire. Le parole dicono una certa cosa e sono stupende. Però il modo in cui Bob Marley è riuscito a metterle in musica sicuramente dà quel valore aggiunto che altrimenti, se fosse stata per esempio una poesia, sicuramente non avrebbe fatto lo stesso effetto. Anche il senso che se ne dà appunto suonandola e Certo. cantandola ha il suo valore, ha il suo valore. La musica, Elena. Ricordo che siamo con Elena B, Elena Baldan, Sì. che è anche la leader degli Hazy Hazy Rush. Rush. Ok. La musica continua a essere un qualcosa che va fuori dagli schemi, va oltre dagli schemi, che può anche, come dire, salvare una situazione, una giornata, tenerci proprio fuori a volte anche da noi stessi. Per te che significato ha? So che è difficile rispondere quando la si ha, cioè fa parte del tuo DNA. Se dovessi visualizzarla, come la descriveresti te? La musica? Come la descriverei? È una domanda tosta questa, ma veramente tanto tosta. Intanto che ci pensi, ti leggo perché appunto è arrivato poi il messaggio di Sandro da Treviso. Ciao Super Mega Max. E dice: potrei chiedere un favore ad Elena, potresti cantare una canzone d'amore wow per me e la mia Ari, che la ballo con lei? Grazie mille. Guardate che abbiamo in programma, oggi sono proprio sciallo ragazzi, veramente, sono anche vestito rock in t-shirt, che è una cosa quasi inusuale per me. Abbiamo in programma, se la mia voce regge, di fare una nostra simpaticissima, particolarissima versione di Shallow. Abbiamo visto passare il TV, il film la settimana scorsa, Bradley Cooper, Lady Gaga. Ci proviamo, o meglio, lei è, la sentite, ci riesce egregiamente. Io faccio un po' da spalla, quindi potremmo provare ad avviare questa song. Shallow è abbastanza romantica, mi pare. Beh, decisamente. Un Anche po' se- malinconica. Però... Sì, un po' malinconica, però romantica. Non so poi la tua scaletta se prevede altri brani, non roviniamo tutto. Ce n'è Esatto, uno di Bon esatto. Jovi che comunque anche quello si presta Esattamente. moltissimo. Ti faccio ancora moltissimi complimenti che continuano ad arrivare qui via SMS, ma ragazzi abbiamo appena iniziato, abbiamo circa un'oretta con la nostra Elena, quindi tenete i telefoni caldi perché avrete tanto di cui scrivere con lei. Anzi, facciamo una cosa, siamo a 10 minuti dalla pubblicità, spazio a te Elena. There is a house in New Orleans. They call the
mother, tell your children not to do what I have done. Spend your life in tea and misery in the house of the rising sun, with one foot on the platform, the other foot on the train. I'm going back to New Orleans, to where they're born chained. There is a house in New Orleans they call the rising sun. It's been the road of many a poor boy, and God, I know I'm one. Gli Animals, hai tirato fuori dal tuo cappello a cilindro un brano coverizzato dagli Animals ma che hanno reso immortale. Beh, diciamo che adesso, molto onestamente, YouTube aiuta molto. Quando ho iniziato un po' a esplorare, più o meno a 11 anni così, e ad esplorare il mondo della musica suonata, diciamo, che comprende musica rock, ovviamente ho iniziato con gli AC/DC, ovviamente, e poi ho iniziato anche ad ascoltare i brani fondamentali, ecco. Sì, diciamo proprio di sì, e per fortuna che una ragazza così giovane, ricordiamo Elena, 17 anni, per fortuna li considera fondamentali, perché effettivamente lo sono, ma non per tutti i giovani sono comprensibili ancora, Certo, mettiamola infatti. così. Sì. Il 646, scritto in maiuscolo, complimenti Super Elena. Grazie. Sei un misto vocale di Eva Cassidy, Olivia Newton-John e Emil Harris. Basta così, Michele da Mogliano Veneto. Io aggiungo che ha moltissimo di quella cantante che suonava in coppia con Bob Dylan, Sì. che adesso non mi sovviene il nome, ma Neanche sia a me. vocalmente ma sia anche visivamente, hai ok. hai tratti molto simili, anche se hai gli occhi chiari, hai i capelli chiari. Dopo mi verrà in mente, perché io ho qualche anno in più e qualche neurone comincia Ok. già ad andare. Ada da Treviso, fantastica, angelica voce. Come si chiama? Dove si esibisce? Allora, siamo con Elena Baldan, è la leader del gruppo Hazy Rush. Ha appena vinto con il suo gruppo un concorso di inediti a Vicenza, il Vicenza Rock Contest. Sì, Adesso ci sarà a Padova, il Padova Rock Contest, esatto. ad Albignasego, giusto? Esattamente, al Milan Stardust. In cui tra l'altro è una competizione con altri gruppi che Esattamente. portano inediti, per cui chi avrà voglia di andarli a sentire o di conoscere Elena, andate pure, perché appunto si vota, c'è un Esatto. discorso di giuria popolare, quindi insomma aiutiamo questi giovani talenti che credono così tanto in se stessi e nei loro sogni, e vi assicuro che oltretutto, cosa strana a dirsi visto quello che si sente un po' in giro sui giovani d'oggi, è una persona molto umile, veramente, nonostante questo enorme Grazie. mega talento. La sentite? È semplice, spontanea, umile, come secondo me dovrebbe essere un artista. Grazie mille. E l'196, grazie e complimenti, mi hai fatto ringiovanire con questa canzone. Saluti Ornella da Treviso. Grazie. Grazie mille a te Ornella, grazie a voi tutti che ci state ascoltando. Per noi è veramente un piacere quando passo dal bosco dei sogni al bosco dei suoni. Allora, Joan Baez, grazie mille, grazie, non mi sovveniva proprio ma ce l'avevo in mente, il 646, Michele da Mogliano Veneto, perfetto, le assomiglia sia un po' come voce su alcune parti, ma moltissimo come viso, devo dire, ve lo assicuro. Quindi chi andrà a vederla questo sabato ad Albignasego me ne darà. Guardate Confermo. quella che assomiglia a Tom Waits. Per quando? Ecco, quindi ti auguro di trovare un Bob Dylan anche tu, Ecco. perché nel senso è uno talmente unico, ti auguro di trovarlo. Grazie. Senti, abbiamo 3 minuti dalla pubblicità. Hai un brano, il prossimo, che rientra nei 3 Sì. minuti? Lo facciamo rientrare, dai. Sparalo subito.
told me long ago, there's a calm before the storm. I know it's becoming for some time. When it's over, so they say, it'll rain a sunny day. I know, shining down like water. I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain? Coming down on a sunny day. Yesterdays and days before, sun was cold and rainy, so I know, been that way for all my time, till forever running goes through the circle fast and slow. I know it can stop, I wonder. I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain? Coming down on a sunny day. I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain? Coming down on a sunny day. Torniamo in diretta, il Bosco dei Sogni, oggi Bosco dei Suoni, Max Ungaro, Radio Gamma 5 con Elena Baldan, 17 anni, musicista, artista, cantante e, avete sentito, suona benissimo anche la chitarra. I Creedence, poco prima della pubblicità ci siamo lasciati con i Creedence. Perché quando ho sentito questa canzone mi si è aperto un mondo, nel senso, ho provato, l'ho ascoltata, ho detto non sembra poi così tanto difficile. E quando dico così per qualche canzone, la provo e realizzo che avevo sbagliato di grosso. E questa era una di quelle. E l'espressività che riescono a dare loro è secondo me impossibile da dare. E infatti sono lontana anni luce, però insomma ci ho provato. In realtà sei andata più che bene, perché la cosa bella è che appunto riesci a fare, cioè a rendere il brano, ma farlo, quindi dargli giustizia, non a storpiarlo, ma nel contempo rimanere te stessa col tuo stile. Questa è una dote di un vero musicista, di un vero artista. John Fogerty aveva il suo stile con i Creedence, cioè ognuno di loro, anche il batterista, ha un sound molto 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 particolare. Ma la cosa bella è poter anche reinterpretare, dare lo stesso valore al brano, ma nel contempo aggiungerci quel pezzettino che si chiama la nostra sfumatura, che sia nel modo di suonare, nel modo di cantare o nel modo di amare una canzone. Finora tutti i brani, diciamo, americani cantati in inglese. Di italiano ti piace qualcosa? Sì, sto riscoprendo ultimamente De Gregori, però faccio ancora fatica a fare, cioè, qualcosa in italiano, che siano cover o comunque pezzi miei, perché non riesco a dare la stessa espressività che riesco a dare con l'inglese. Però insomma ci sto lavorando, ecco, perché comunque sono in Italia e è il caso che inizi a fare qualcosa. Però sì, insomma, preferisco sicuramente l'inglese. E diciamo che l'inglese ha anche il fatto che non tutti riescono a comprenderlo, comunque soprattutto in una canzone. Quindi il fatto che ci sia questa sorta di come dire, questa sorta di barriera tra te e chi ti ascolta è per far sì che
tu riesca a difenderti in qualche modo, perché sennò saresti troppo a nudo, almeno dal mio punto di vista. Infatti cantare in italiano, se sono da sola, ok, già mi fa strano sentire la mia voce cantare in italiano, però se sono davanti a delle altre persone, lì diventa un po' dura. Però insomma ci sto lavorando, ecco. Sì, ricordati che Radio Gamma 5 va anche in streaming, quindi ci stanno sentendo anche dall'Australia e quindi questa barriera che pensi di avere in realtà... Ecco, ciao. Ok, e l'194, piacevolissima trasmissione. Viva la musica, la bellezza insieme alla musica salverà il mondo. Ciao Alessandro. Certamente, Certo. certamente. Diciamo che la bellezza è quella che suscita qualcosa dentro, quindi suscita come la musica un'emozione, l'emozione, quello che ci rende umani e che ultimamente si è un po' sfilacciato rispetto a un certo tipo di contatto umano, quindi ciò che ci rende umano, la bellezza di essere proprio umani, con i nostri pregi, con i nostri difetti. Certo. Sei pronta? Perché caspita, il tempo vola come non so. Per il prossimo brano che ci hai portato, sai che quasi quasi prima vorrei proporti uno scambio. Ne abbiamo accennato prima, mi hai fatto aprire la trasmissione con l'arpeggio di quel bellissimo unico brano. Ne facciamo un piccolo accenno insieme. Ok. Allora, Piccolo. aspetta che prendo anche la mia chitarra. Allora, vediamo un po' come viene con 2 chitarre, dai. Inizia tu, io ti seguo. There's a lady who's sure like glitters is gold, and she's buying a stairway to heaven. And when she gets there, she knows if the stores are all closed, with the world she can get what she came for. When she's buying a stairway to heaven, there's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have some meaning. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are misgiven. Oh, makes me wonder. Oh, makes me wonder. There's a feeling I get when I look to the west, and my spirit is crying for leaving. In my thoughts I have seen rings of smoke through the trees, and the voices of those who stand looking. Oh, makes me wonder. Oh,
Eccoci qui, allora com'è andato questo doppio? Cosa dite, carissimi ascoltatori? Noi abbiamo fatto del nostro meglio, dai. L'importante è sempre un pochino divertirsi, ma Certo, certo. essendo brani che amiamo veramente, amiamo da dentro, e anche se l'età è diversa, ma l'amore penso che sia lo stesso, è bello poter appunto anche ringraziare questi enormi artisti che ci hanno lasciato in eredità pezzi del genere, Esatto, sì. anche attraverso le nostre dita, la nostra voce, insomma la nostra personalità, la nostra persona. Allora, Certo. faccio un passo indietro, ti rilascio il posto a te, nel senso tua voce, tua chitarra. Cosa ci proponi adesso di bello? Anticipiamolo già. Vi propongo un brano di Bon Jovi, come avevamo anticipato prima. E beh, dai, non posso spoilerarlo così subito. Allora, diamogli gli accordi e Esatto. diamo la voce per capire di quale brano si tratti. Sitting here wasted on this old piano, trying hard to capture the moment. This morning I don't know, 'cause a bottle of vodka still holds in my hand, and someone gave me nightmares, think that she's still in my bed. As I dream about movies they won't make on me when I'm dead, with an American fist I wake up and French kiss the morning, while some marching band keep its own beat in my head while we're talking about all of the things that I long to believe about love and the truth, what you mean to me. And the truth is, baby, you're all that I need. I wanna lay you down in a bed of roses. For tonight I sleep on a bed of nails. I wanna be just as close as Holy Ghosties, lay you down, bed of roses. Well, I'm so far away, the step that I take's on my way home. King Renton and dimes, I give each now to see through this painful one. Still run out of time, but it's hard to get through to the bottom. The why lets me back to you. I just close my eyes and whisper, baby, blind love is true. I wanna lay you down in a bed of roses. For tonight I sleep on a bed of nails. I wanna be just as close as Holy Ghosties, lay you down, bed of roses. Well, these old nipples ain't good, the whiskey ain't gonna dry, the barkeeper's whiskey and just give me the eye. But I might have said yeah, but I lied so hard I think I died.
close your eyes, I know I'll be thinking about you. I'm a mystery, she calls me, to stand in the spotlight again. Tonight I won't be alone, but you know that don't mean I'm not lonely. I got nothing to prove, as far as you that I died to defend. I wanna lay you down in a bed of roses for the night. I sleep on a bed of nails. I wanna be just as close as Holy Ghost is. Lay you down. I wanna lay you down in a bed of roses for the night. I sleep on a bed of nails. I wanna be just as close as Holy Ghost is. Lay you down, bed of roses. Rieccoci qui, il Bosco dei Sogni, con Elena Baldan, questa 17enne che avete sentito, bravissima sia musicista che cantante. Questo è l'album che ha segnato la svolta per il gruppo dei Bon Jovi. Hanno cambiato look, hanno cambiato stile, ma noi che c'eravamo ce lo ricordiamo perché Beh, io non c'ero, è stata purtroppo. epocale, siamo prima metà degli anni 90. E tu come l'hai pescato questo album? Ho iniziato ad ascoltare i Bon Jovi, ho detto, wow, che sound bellissimo, assurdo. C'erano- Aspetta che ascoltiamo qualcosa. C'erano le ragazzine di allora che penso che forse neanche ascoltassero la musica, vedevano solo lui che si certo, presentava in un certo tanto modo. di cappello. E dopo appunto ha cambiato anche il look, ma d'altronde era arrivato il grunge, aveva rivoluzionato tutto e i vecchi cliché rock erano andati Mhm. in disuso, mettiamola così. Abbiamo ancora 10 minuti di tempo e non vorrei far perdere troppo spazio alla parte vocale, vorrei proprio lasciar parlare il cuore, quindi l'emozione che ci dà sentirti cantare e suonare. Andiamo con l'altro brano che ci hai portato. Certo. Loving you isn't the right thing to. How can I ever change things that I feel? If I could, maybe I'd give you my world. How can I, when you want taken from me? You can go your own way, go your own way. You can call it another lonely day. You can go your own way, go your own way. Tell me why everything turned around. Backing up, checking up, so you wanna do. If I could, maybe I'd give you my world. Open up, everything's waiting for you. You can go your own way, go your own way. You can call it another lonely day. You can go your own way, go your own way.
i Fleetwood Mac. Stevie Nicks, che valore aggiunto che ha Mamma dato mia. alla nuova formazione, perché loro poi nel tempo si sono formati e riformati. Mhm. Ricordiamo l'album Rumors, eccezionale, è una pietra veramente miliare. E 307 al Bosco dei Sogni, complimenti alla ragazza che canta, voce bellissima, Fleetwood Mac, meravigliosi. Appunto, Grazie, siamo grazie. con Elena Baldan, lei è la leader vocale o suoni anche nel No, gruppo? no, solamente vocale. Vocale degli Hazy Rush, che hanno appena vinto il Vicenza Rock Contest Mhm. e che questo sabato si esibiranno ad Albignasego per il Padova Rock Contest. Che emozione è stata salire sul palco e vincere? È stato molto bello, sicuramente è una soddisfazione. Calcoliamo anche che abbiamo vinto solamente una serata della giuria popolare e adesso stiamo aspettando i risultati per vedere se siamo passati in semifinale con le votazioni della giuria tecnica e speriamo bene. Perché ricordiamo che adesso Elena ci sta proponendo i brani della sua formazione, quindi musicale, vocale, strumentale, perché suona, avete sentito, la chitarra, ma nel contempo con il gruppo propongono materiale inedito, materiale Esatto, loro. Chi è che scrive i brani Li scrivo tendenzialmente? io. Anche sì, la sì. parte musicale. Sì, la melodia sì. Hai già, come capita a volte, anche un'idea quando metti giù il brano al di là della parte del testo di cosa dovrebbero fare gli altri strumenti o lasci massima libertà? Beh sì, c'è sempre massima libertà per carità, però se magari sento qualcosa che dico magari ok, in questa parte ci andrebbe meglio una cosa fatta in questo modo piuttosto che in quell'altro, come fanno gli altri con me sicuramente, quindi c'è assolutamente massima libertà. Ok, abbiamo 5 minuti e poi dobbiamo salutarci. Ce la facciamo con un altro brano e dopo forse, se ci va, intoniamo un pochino Shallow. Va bene. Come on, baby, don't you wanna go? Come on, baby, don't you wanna go? Back to the same old place, sweet home, Chicago. Come on, baby, don't you wanna go? Hey, baby, don't you wanna go? Back to the same old place, sweet home, Chicago. Well, I don't want to stew, sick of stew's aid. Come on, baby, don't ya make me late. Hey, baby, don't you wanna go? Back to the same old place, sweet home, Chicago. Come on, baby, don't you wanna go? Come on, baby, don't you wanna go? Back to the same old place, sweet home, Chicago. Well, 639, 9918. I'm not breathing on, see what I've seen. Hey, baby, don't you wanna go? Back to the same old place, sweet home, Chicago. Come on, baby, don't you wanna go? Come on, baby, don't you wanna go? Back to the same old place, sweet home, Chicago. Back to the same old place, sweet home, Chicago. Back to the same old place, sweet home, Chicago.
Benissimo, io avevo con me qui in regia, mi sono immaginato i Blues Brothers che ballavano qui davanti. Questo brano è addirittura anteriore a quelli che hai portato finora, che erano già brani classici del rock, e quindi come complimento te lo dico. Grazie. Coverizzato in 10.000 maniere diverse, Esatto, anche sì. Eric Clapton, ma rimane la versione fatta dai Blues Brothers. Certo. L'hai visto tu, i Blues Sì, Brothers? l'ho visto di recente, tra l'altro. E mi aspettavo una cosa totalmente diversa, credevo fosse una sorta di biografia, ok? L'ho visto mentre facevo un po' di... Insomma, guardavo che cosa c'era su Netflix. E niente, l'ho guardato e mi è piaciuto un sacco, veramente pazzesco. Poi c'è questa particolarità che c'è il regista John Landis, che è lo stesso che poi ha fatto il video Thriller di Michael Jackson. Ah, ok. Mhm. E Animal House, insomma un mito degli anni '80. Lui insiste nel dire che i Blues Brothers è un musical, ma in realtà è diverso perché i musical hanno la parte della trama che si inserisce, cioè i Esatto, dialoghi, sì. e portano avanti il film. Nei Blues Brothers non è proprio così, fanno un tributo musicale. Esatto, sì. E c'è Aretha Franklin, c'è James Brown, Che insomma è un bellissimo, tributo veramente, musicale, sì, ma sì, sì. non fa parte della cosiddetta trama come dialoghi, quindi però lui è molto permaloso su questa cosa, quindi è meglio che non lo chiamiamo e non glielo diciamo, Ok, guarda perfetto. che Avevo intenzione, ma se mi dici così, pazienza. e lasciamo stare. Ricordo che siamo con Elena Baldan di 17 anni, come va a scuola? Beh, dai, tutto sommato bene, sì. Sì, mi era mancato un po', devo dire. Insomma, sono stata un sacco di mesi a casa senza vedere i miei compagni, quindi sì. Non ti dicono, ma perché non ti butti sulla trap music? No, in realtà non mi è mai stato detto questa cosa. Piuttosto perché non vai ad amici. La mia posizione è sul no, perché non mi piace il contesto in cui i musicisti vengono inseriti, non mi piacciono molte cose, diciamo. Non si sa mai nella vita, però al momento no. Poi, essendoci anche un gruppo, sei parte di un gruppo, anche dal mio punto di vista poi è utile ed è giusto rimanere in sintonia con quelle che sono le idee condivise da tutti, proprio per evitare che insomma magari ci siano diatribe. La sintonia del gruppo è fondamentale. Sì. Siamo in chiusura di questa prima parte del Bosco dei Sogni, che oggi è stato Bosco dei Suoni. Io strappo una piccola promessa alla nostra Elena di tornare a trovarmi appena possibile. Appena sarò patentata. Appena sarai patentata, giustamente, Sì. però mi raccomando, attenzione per strada. Certo. In bocca al lupo per sabato sera, che appunto ha Grazie mille. il nuovo appuntamento del Rock Contest. Il locale è il Milan Stardust ad Albignasego e suoneremo con altre band, sarà una serata contest e inizierà alle 19:45. Tanti in bocca al lupo e tanti saluti dei nostri ascoltatori che continuano a mandarmi un sacco di messaggi, di Grazie. complimenti per la tua voce e per come suoni la chitarra. Che chitarra è? È una Crafter acustico-elettrica. Acustica elettrica, e devo dire che è più grande della nostra Elena. Beh, ci vuole poco. Con che brano ci salutiamo? Io direi Once in a Blue Moon. She said I tried to mind my business, but that sad look on your face was a challenge to my faith, made me wanna chase the dark out of the room. So she smiled and said hello. Little did she know it would take her though for so, and never let her go. He was fine before he met her. Eyes like fitted jeans, soft and blue, and he'd see and everything he'd be and everywhere.
his gaze away. Long to see it every day. Hear the voice inside him say, you'll never, never, never be the same. Once in a while, once in a blue moon, there comes somebody like you. They got fire and they got fever. He was more than fun, she was more than young, and the orange city sun was beautiful. Ever so it is, in the summer evening breeze, they would talk and they would tease, and never, never, never wanna leave. Once in a while, once in a blue moon, there comes somebody like, there comes somebody like you. Ed era la nostra Elena Baldan. Sai che il 900 Andrea ha detto: "Ma no, dovete farla Shell." Facciamola! Facciamola? Dai, senti, inizia a fare il giro che mi sposto, Sì. ti raggiungo lì in postazione. Certo. Viene come viene, ragazzi. Parlo di me, lei è perfetta. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. In the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Are you tired trying to fill that void? Or do you need more? Any harder, keep it so hardcore. I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. I know the deep end waters I dive in, I never meet the ground. Crash through the surface where they can hold us. We'll fight from the shallow now. In the shallow, shallow. In the shallow, shallow.
Ok ragazzi, dai, abbiamo fatto Ci abbiamo provato. del nostro meglio non avendola neanche mai provata assieme, Esatto. quindi... Cara Elena, veramente grazie, grazie, grazie di cuore, e dopo vieni qua che ti faccio leggere tutti i messaggi Ok. che sono arrivati. E 900, bravi, grazie, grazie, dai, Grazie. grazie di cuore. Sicuramente lei è stupenda, sono io che sono un po' arrugginito, ma grazie di cuore. Spazio musicale, contatto il nuovo ospite e saluto Elena. A tra poco. Grazie.